decollato 187, andiamo a sud. Allora, benzina, temperatura, pressione olio a posto. Saluto il campo e poi via, andiamo verso sud. Livelliamo a 1200 piedi, vediamo com'è il tempo. Qua le giornate sono oggi abbastanza buone, si vede benissimo fino al mare. Allora, pressione olio, temperatura, benzina a posto, 4800 giri, 170 velocità all'aria, 160 di GPS. Adalto livello 08, prossimo alla città di Padova. Bravo 08 Roger, la locale 12325. 12325, ciao. Ciao. Mia Salina 25, la ricevo 1 su 5, stiamo perdendo il contatto radio. Ecco davanti a noi c'è Mortegliano. Noi teniamo i 1000 piedi di quota, l'altro velivolo è andato verso sud, noi andiamo verso ovest. Prego il clima Padova Scope 4704. 4704, ho stretto tutto piano. Noi siamo a 20 km adesso dal nostro campo, viaggiando controvento a 130 km all'ora, facciamo 2 km al minuto, quindi siamo giusti 10 minuti. Sono le 10 meno 10 con l'ora legale e alle 10 saremo in vista campo. Poi come spesso accade in questa zona, il vento all'est, nel vero senso della parola, è molto forte. E adesso sto misurando sono 40 km all'ora di vento che viene da questa direzione. Appena prenderemo leggerissimamente la rotta verso sinistra, il vento lo avremo laterale di 40 km all'ora e quindi sarà in grado di scarocciarci, di portarci fuori rotta. Dovremo compensare quando arriviamo sul campo o in vista del campo dovremo fare eventuali correzioni di rotta. Quindi abbiamo guadagnato adesso qualche secondo, siamo a 16 km esatti dalla pista, abbiamo 8 minuti per arrivare al campo, più o meno a 130 km all'ora. Allora badate che io non tengo conto della velocità dell'anemometro, che è quella che è effettivamente all'aereo all'aria, ma per il calcolo del tempo di volo faccio riferimento al GPS, che effettivamente ci dice dove siamo e a che velocità stiamo andando. La velocità sull'anemometro serve soltanto per impostare i parametri di volo. Ok, allora adesso iniziamo una leggera virata a sinistra e il vento ci prenderà dal lato. Diciamo che dovremo compensare o di piede o d'ala, adesso vediamo quello che sarà il modo migliore. Ecco che si comincia a sentire. Allora, per proseguire in quella direzione noi abbiamo messo il muso leggermente spostato, il
vento ci porta fuori, il nostro aereo ci porta dentro, per la somma vettoriale delle due velocità riusciamo a muoverci lungo questa linea, che in fondo è quello che ci interessa, è il nostro campo proprio laggiù. Siamo sempre con il vento a 40 km all'ora, adesso avendolo di lato è diminuito un po', però dobbiamo sempre compensare lo scarrocciamento, cioè la spinta del vento a destra verso sinistra, con una prua leggermente a sinistra, leggermente a destra. Con questa situazione di volo, con questa impostazione di volo fino sotto le colline, in modo che il vento non ci dia. Effettivamente c'è un po' di vento, di termiche, strano perché la temperatura non è altissima. Va bene, siamo giusto in orario, sono le 10. Always da India 707 in sottovento per la pista 36, quota 700 piedi. Allora rallentiamo un po', scendiamo di velocità e di quota, fuori mezzo flaps. Siamo in base adesso. Always da India 7087, virato a base sinistra per la pista 36, 700 piedi. Sosteniamo un po' l'aeroplano. Ecco qua, siamo a posto, adesso base successivo finale, pista 36 da India 7087. Fuori tutto flaps. Allora il vento spinge da sinistra, cercheremo di... Ecco i fini. Siamo giù. Allora, giusto le 10:05, tempo calcolato, tempo di volo, perfetto. Pianificazione perfetta, quindi adesso possiamo chiudere tutto.